bello ripidino l'ultimo tratto del bivio della variante. Un giro ad anello ai piedi del gruppo Tamer San Sebastiano, fra laghetti, cascatelle e un borgo che sembra sospeso nel tempo. Benvenuti in Val di Zoldo! Ci troviamo alle porte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e il punto di riferimento per la partenza è il piccolo centro abitato di Pralongo, nei pressi di Forno di Zoldo. Il giusto segnavia a seguire è il 524 in direzione Casera del Pian. La giornata comunque promette bene. Si presenta bollente? Speriamo di no. Caldo? Con il Re delle Dolomiti alle nostre spalle risaliamo la Val della Malizia. Su questa comoda e larga strada forestale, in parte asfaltata, che non è mai eccessivamente ripida, in parte anche ombrosa, che non guasterebbe in questa giornata. Alle nostre spalle ecco anche il Carigon del Padre Eterno, il Monte Pelmo e a fianco il Monte Ponta. Generante. In meno di un'ora raggiungiamo l'agriturismo Casera del Pian. La presenza di molte autovetture fa pensare che molti escursionisti abbiano scelto questo punto come base di partenza. La casera si trova comunque in un punto molto panoramico, circondata da verdi prati e da bellissime cascatelle. Ora noi proseguiamo sempre su comoda strada forestale in direzione del piccolo specchio d'acqua del VAC. La strada sale sempre in modo costante. Non appena comunque il bosco regala qualche apertura panoramica, a che è da morire. C'è da morire nel senso che è da cucinarsi, c'è da cucinarsi. Ma che caldo! Caldo, caldo oggi. Nemo! Prima di proseguire al bivacco Baita Angelini, la nostra meta di giornata, seguiamo una deviazione sulla nostra destra in direzione di Alvac per raggiungere quindi questo piccolo laghetto.
Ti fermi qui? No, sto aspettando te, non arrivi mai, sei lento. Sei lento, dai. Laghetto del Vac, circondato da verdi boschi ed alimentato dalla spettacolare ed omonima cascata. Vale assolutamente la pena allungarsi e vederla da vicino per sentirne il fresco fragore. Per chi invece volesse fermarsi qui, è un'escursione che è adatta anche a famiglie e quindi è appagante comunque. Ora proseguiamo in direzione Bivacco Baita Angelini e lo facciamo attraverso la avventurosa variante. Ci sarebbe comunque la possibilità di salirci attraverso il più comodo sentiero. Noi al momento abbiamo intrapreso la prima opzione, anche se la segnaletica CAI è alquanto sbiadita, poco presente. Vediamo fin dove arriviamo. Al massimo torniamo in Rio, torniamo indietro. Voilà. È un sentiero che risale una profonda gola rocciosa, denominata Crepa dei Rondoi. In alcuni punti bisogna guardare anche il torrente e prestare attenzione mentre si risale. La visuale comunque sulla maestosa civetta è impagabile. Forse è un po' grosso. Questa variante wild allora? Non me l'aspettavo sinceramente. Bisogna un po' destreggiarsi fra rocce, capire un po', ti deve un po' saper orientare e basta, insomma. Imbroglia, ecco, mettiamolo così, potrebbe imbrogliare. La segnaletica non è, diciamo... È vecchia, è scolorita, ti aiuti un po' di più con gli omini di pietra, forse? Assolutamente. D'ora in poi comunque diventa un sentiero boschivo, quindi appena ci si mette è leggermente stretto anche lì. Però insomma, prestando la dovuta attenzione, un passo alla volta, con calma, con cautela, si va. Però puoi dire che, cioè, non riesco a capire se è una variante poco frequentata o se è un sentiero un po' dismesso. C'è quel pezzo lì, sembra come mancante, al di là che c'è un po' di frana, ma sembra mancante, non so. Magari è poco frequentato e comunque d'ora in avanti la segnaletica sembra ricomparire. Dolomiti Bellunesi selvagge. Ci ricongiungiamo quindi al sentiero 524 che poi imboccheremo nella fase di discesa
quando ritorneremo nuovamente a Pralongo e faremo quindi un giro ad anello. La segnaletica ora diventa comunque presente e al bivacco Baita Angelini ormai manca poco. È franosetta però. Vero? Abbastanza. L'ultimo strappo per arrivare al bivacco attraversa questo veramente ripido sentiero caratterizzato da pini mughi, ma comunque prossimi alla meta le vedute panoramiche sono già di altissimo livello. Ho detto ultimo strappetto decisivo. Sì, si fa doppio della fatica col caldo. La faccia? Sì. Bello ripidino l'ultimo tratto del bivio della variante. Sbuchiamo finalmente nella splendida conca d'alta quota, dove a 1680 metri sorge il bivacco Baita Angelini. Questa struttura, un tempo capanno pastorale, è oggi un bivacco sempre aperto e gestito dal CAI di Zoldo. La vera qualità di questo luogo però la scopri voltandoti. La vista sul Monte Pelmo da qui è semplicemente spettacolare, ma lo sguardo non si ferma. Da questa terrazza naturale il panorama è sublime e abbraccia giganti come il Civetta, l'Antelao e il Sorapis. E mangiare con un panorama così non capita tutti i giorni. Buon appetito, signori! Dopo una meritata sosta al rifugio a contemplare queste meravigliose vette dolomitiche, ci rimettiamo nuovamente in marcia. C'è da dire che il bivacco Angelini è composto di 6 posti letto ed è tutto l'essenziale per trascorrere una notte d'emergenza. Possiamo considerarlo anche un punto d'appoggio per gli alpinisti che hanno nei loro piani la scalata al gruppo Tamer San Sebastiano. Ora nuovamente sui nostri passi fino al bivio di questa mattina su segnavia 536 536/524, perché questo è un sentiero che porta 2 numerazioni.
Ritornati al bivio di questa mattina, invece di scendere attraverso la gola rocciosa, scegliamo il più, per così dire, comodo sentiero escursionistico, anche se perde quota abbastanza rapidamente. È immerso in questa bella faggeta ed è ben segnato e tracciato. Ultimo cambio di sentiero. Seguiamo le indicazioni per Col Cerver, accompagnati da questo fitto bosco, e raggiungere quindi questo silenzioso e piccolo borgo, sicuramente fra i più suggestivi della Val Zoldana. Non so se rende l'immagine, ma questi alberi sono imponenti. Chissà quante ne hanno viste passare in tutti questi secoli. La resilienza e la forza della natura. Ed eccoci al magico borgo di Col Cerver. Anche se oggi sembra un borgo fantasma, per secoli rappresentò una delle borgate più popolose e vive dello Zoldano. Il suo spopolamento fu dovuto principalmente alla posizione incredibilmente isolata. Pensate che tuttora l'unica via carrozzabile per arrivarci è una disagevole e strettissima strada militare che risale alla Prima Guerra Mondiale. All'interno del borgo ci si muove esclusivamente a piedi. Passeggiare fretta via in legno e ammirare la chiesetta dedicata ai santi Ermagora e Fortunato è un'esperienza unica. È la meta perfetta per chi desidera staccare completamente dal frenetico caos cittadino. Il suo toponimo rimanda chiaramente a un tempo antico, in cui questi boschi erano dominati dalla presenza di cervi. E là, bello! Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Concludiamo questo interessante trekking in circa 6 ore di cammino, 13 km e mezzo e circa 800 metri di dislivello positivo. Per i maggiori dettagli comunque vi rimandiamo in descrizione. Il consiglio che vi diamo è comunque di percorrerlo durante la mezza stagione. È comunque poco sovraffollato. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa nuova avventura. E se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!